ma spettacolari. Siamo in diretta, ma vederlo così Eraclio, gli è spettacolari. Vieni a vedere, zio, vieni a vedere. Gli è spettacolari. È spettacolare. Lo lascio per 2 minuti. Va bene Domenico Bello, è la prima canzone, viene tutta la seconda. Beh, ragazzi, buongiorno e buona domenica. Una buona santa domenica a tutti quanti. Oggi è domenica, ne abbiamo 17. 27 del 2017. Ah, 27 2027. 12 meno 17. Questo è bellissimo, per Pino. Pino, vedi? Oh, vedi che lei lo sta diventando un cameraman, lo sai? Un man senza camera. Non lo vedi che sì, che lei è bello. Devo dire che sì, che è più brusco. Fa freddo a Barletta, sì. Abbastanza. Beh, possiamo proseguire? Da dove? Da di là è più morta, di qua è più... Allora, come iniziare il buongiorno con un altro, quindi una coppia di amici? Buongiorno, appena iniziato il buongiorno. Buongiorno a tutti. Ah, ciao, adesso ho riconosciuto. Il grande oggi. Di un treno in toste, anche tu. Dove sta il treno? No, È fermo, è deragliato. No, secondo te manca la benzina. manca il trenino in questo contesto? Sì, potrebbe esserci, però io sono anche a favore, diciamo, in generale già di questa iniziativa di No, pedonalizzazione. sicuramente. Ci fa stare già in una condizione migliore. Se si può fare anche qualche cosa... No, ma noi diciamo che il trenino... Potrebbero scegliere un percorso che comunque per i... Ma era già percorso fatto, era già stabilito. era già stabilito. Me lo dimentico, Peppe, visto che tu sei molto più pratico? No, sei molto più calmo di me, io tremo. Invece va bene, qui questa domenica è un po' fredda e ha disatteso le nostre attese, sembrava non invita. Ho visto che sei andato a pattinare. Sì, sono stato a pattinare, è bellissimo. molto Bellissimo, carino, questa è un'altra questa bella iniziativa. Sì, sta facendo anche un bel richiamo di gente. No, non è il solito Natale. Bene, va La bene. cosa positiva, come hai detto tu, cioè che è tutto pedonalizzato e quindi si respira un po'. Sì. Ma Siamo peraltro quasi io obbligati a lasciare la macchina. Avevo osservato che siccome utilizzano delle fioriere per Sì. la questione antiterrorismo nella zona della pista ciclabile su via, quella è già Via Baccarini? via Baccarini, Sì. esattamente. Sì, ma quelli l'appoggiano, io l'ho Le visto appoggiano, l'ho ma visto. anche se loro le appoggiano, le possono appoggiare in modo tale da proteggere la pista ciclabile, se Tra no l'altro. favoriscono il parcheggio sull'altro lato. Infatti è una Ma buona sono idea. rimasto anche a vedere tutte le macchine parcheggiate di lato al Palazzo della Marra, cioè io vorrei Aia. dire che questa cosa è incredibile ed è incredibile che... E lì c'è scritto, c'è un bel cartello, zona pedonale. Tra Ma l'altro. non Ma il solo, problema- ma peraltro lì devi solo camminare e lasciare le multe, cioè c'è poco da fare. Bravo. Però il problema è che non abbiamo dei parcheggi. Non significa Sta niente, giù al la muro, gente deve giù alle lasciarla a mura. casa propria la macchina perché Ma molta gente non viene da sempre fuori. serve. Oggi... Ma giusta, Ti ma fermi scusa lì Lello, per ne poco. parlammo già l'altra volta, giù poi appena a pochi metri c'è un parcheggio comunale. Ma anche risalire da lì per attraverso il castello, cioè non è che devi fare, se l'andate a misurare su Google Earth saranno 400-500 metri, capito? Cioè, quindi una distanza veramente ridicola. Ma stanno anche le scale, dalle scale parati andiamo da che- sopra. Buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. Di qua, o di là è più breve il... Di qua, Lello, perché più... Intervistiamo la gente come l'altra volta, se troviamo qualche amico. Comunque sì ragazzi, molti ci stanno chiedendo ma fa freddo? Fa un po' freschetto. Fa ma non è freddo, freddino, un freddo giusto e nuvoloso. Comunque non abbiamo detto buongiorno da L'abbiamo Lello già Rosso, detto, da Lello da Rosso. Peppe di Bari. Franco Di Miccoli che è appena arrivato. Ciao Buongiorno. ragazzi. Buongiorno, Forza Inter, sempre Forza Inter. Sempre. Questi sono due disperati interisti. Non dovrei essere nel mio paese, manneggia a me. Ciao Michele Di Bari, sono Peppe Di Bari.
Ciao a tutti, ciao a tutti. Oh là là. Eccola qui. Andiamo, proseguiamo, facciamo vedere il centro chiuso al traffico. Notizia dell'ultima ora, da stasera, tempo permettendo, ciao, da stasera, tempo permettendo, iniziamo con la Santa Allegrezza, dal centro storico. Quindi poi piano piano vi diremo qualche mezz'ora prima di collegarci quando stiamo andando a riprendere la Santa Allegrezza per il centro storico della città, uno dei tratti storici e tradizionali della nostra barlettanità e natalizia. Oh, un attimo, scusate. I tifosi del Napoli possono stare a casa, per favore. Buongiorno. Ecco la cerignola. Buongiorno ragazzi. Siamo in diretta, che cosa vuoi qualcosa? Bellissimo. Complimenti. Grazie. Per lei muto. Siamo in diretta. Allora, questa è Barletta Vest, è uno dei canali storici della città. Vi possiamo fare qualche domanda? Vi piace Barletta, ovviamente? Certo. Apprezzate la chiusura del traffico? Barletta proprio per iniziare a prendere un aperitivo, anche perché ci vuole la città che fa iniziative Per il Natale, diciamo tutte queste cose. Ciao Vicky, Vicky volesse salutare. Ciao Vicky. Tante associazioni che sostengono. Bellissima la muta, complimenti, veramente Grazie. complimenti. Bella, Fa freddino sulla muto oggi. No, fa più freddo Fermi. quando ti fermi. Va bene ragazzi, buon rientro a Cerignola. Grazie a tutti. Come si devo dire? Buonanotte. A voi. Grazie. I cerignolani sono i nostri fratelli, lo sapete. Ciao ragazzi. Ciao. Ecco qua la chiusura del traffico, Ciao. apprezzata dagli amici anche di fuori Barletta, come abbiamo fatto vedere. Lei lo stavo dicendo, scusate, poi lei mi ha chiamato, della Santa Allegrezza, sì. che faremo vedere nei prossimi giorni, di volta in volta avviseremo quando riprenderemo la tradizionale Santa Allegrezza barlettana. infatti, che Quello è un molto altro bella. tratto storico e tradizionale della nostra città nel Santo Natale, e niente, è una cosa bellina. Inizia la gente a scendere perché ora diciamo che è ancora un orario un po' presto per farsi la solita passeggiata, perché tutte le casalinghe stanno facendo A braccio. aperta a bracciole, anche il lavoro. E stanno a frescicas Franco Di Miccoli ha detto che cucina effetti di cartodot. Come le fate fra le cartellate? Come il vino cotto. Vino cotto di fichi, che abbiamo aperto una discussione di fichi perché c'è- o di uva. Io lo faccio col vino cotto delle mele cotogne. Vedi, ed è un altro, hai visto? ecco, Allora, vedete, questo è un altro. Io comunque l'ho sentito questo. Allora Mele io. cotogne di cotto. Che io Buonissimo. sono ospite di Spalletti a Natale. Ecco, allora un panettone dalla mangia così. È sempre questo calcio, mannaggia. Avete visto? Voi come le fate? Scusate, che ne abbiamo già parlato l'altra volta. Con quale vino cotto le fate? Per ci capire? Il vino cotto di mia madre. Sì. Sì, ma quello di uva, di mele cotogne, di fichi. Quello di fichi è molto più dolce comunque. Vieni. Ciao ragazzi. Buongiorno ragazzi. Cosa state facendo oggi? Stiamo vendendo dei biscotti fatti in casa dagli scout. Sì. Costano solo 2 euro. Uno è un'attività di autofinanziamento. Sì. E quindi venite in tanti perché sono buoni. Benissimo, va bene ragazzi. Deliziosi. È dagli scout di Barletta. Barletta. Bravi ragazzi, ciao. Ciao. Lello, vedo che di là. Da Canosa ci seguono molti amici. Salutiamo tutti gli amici di Canosa che ogni volta ci dicono di salutare. E da Canosa vedo che non è bel tempo, vedete? Da Canosa arriva un brutto tempo. E gli amici di Canosa ci seguono veramente numerosi, ogni volta ci dicono ci salutate, quindi un buongiorno a tutti gli amici di Però Canosa. manca qualcosa. C'è il concerto oggi. Andiamo, vediamo. Cosa
Allora, vedi Silvana? No, Silvana di Quonzo ci dice che lei ha appena finito e le ha fatte con il vino cotto di Vicky. Bravissima Silvana. Vedi? Silvana, ci dai l'indirizzo che si veniva Silvana, qui, possiamo venire alla tua... Noi siamo gli assaggiatori. Dobbiamo fare un concorso, la cartellata è più buona di Barletta. Dacci l'indirizzo che stiamo a venire. Sentiamo che dice Silvana. Silvana ci dice che ha fatto le cartellate col vino cotto di Vicky. Signora Silvana, io voglio sapere. Ci dai l'indirizzo. Anna Gambarota, salutiamo. Giuseppe, Angela, Virgilio da Taranto, salutiamo. Luciano La Sala. Tu ragazzi ne siete tanti. Volevo salutare Domenico, un nuovo amico. Buongiorno. Domenico è un bravissimo ragazzo, voleva fare il buongiorno con noi. Siamo in diretta, Michele? Andiamo? Massimo Filannino da Reggio Emilia che ci saluta e noi salutiamo. Angela Bizzocca, Michele Palmite. Ragazzi, quando scrivete Ma perché mi odia Anna Gammarruta? Anna, che t'ho fatto? Perché Anna Gammarruta? Non c'è solo Lello, oggi c'è Franco, c'è Peppe, siamo in tanti. Marana, Nanna Seafood, tu mi agala da male. Stefania Piccolo fa freddino, sì. Proseguiamo di lì? Vabbè dai. Buongiorno da Foggia che ci scrive. Non prendete le macchine, Michele Ricco. venite a piedi che qua è tutto bloccato. Vedete il ponte. Vedete? Sì, dal ponte, ragazzi, godetevi la città a piedi. Lasciate la macchina, magari zona porto o l'altro parcheggio, quello vicino al comunale, al Puttilli. Sì, sì, sì. Dai, vieni. E visto che ci siamo, qui c'è uno. Buongiorno in diretta. Visto che dicono che noi stiamo al lite con lo shopping, invece non è così. Assolutamente no. Assolutamente Vieni no. Fra, facciamo vedere. Vieni. Ciao. No, non siamo al lì, anzi, Il, portavoce del comitato Strade di Mare. Ah, piacere, finalmente ti conosco. Mi hanno Che detto, ci hanno dici? parlato sempre Che ci di te. dici? sta andando, vedo che si sta riempiendo le piazze. Beh sì, lo spirito era un po' quello. Chiaramente questo sarà un motivo l'anno prossimo per creare qualcosa che possa vederci più uniti questa volta. Noi abbiamo pensato addirittura di mettere i cappellini a tutti, quindi vedrete più Babbo Natale quest'anno che Caplonia, diciamo. Ma c'è un accento strano, non sei Di Andrea, farei Mi sembrava strano. Quindi stiamo andando bene con queste attività. comunque io lo dirò sempre, ecco perché ci fu questo disguido che a me non interessa, cioè anche a voi non interessa, perché giustamente la gente deve sapere perché il trenino non ci sta più, ma non per colpa vostra, è stata una cosa partire dall'alto secondo me. Comunque chiudiamo l'argomento. Va bene, infatti. Chiudiamo l'argomento perché la Natale siamo più buoni dovrebbe e facciamo finta che non è successo niente. Perché no, la gente ce lo chiede, ci dispiace e io penso che anche a voi dispiace che non c'è. sicuramente Perché voi avrebbe potuto l'avevate fare. anche sposato, c'era qualcuno che non l'ha sposato, però giustamente non possiamo essere tutti simpatici. Assolutamente, o tutti d'accordo, tutti però d'accordo. sicuramente faremo qualcosa e ci organizzeremo Comunque, presto. la cosa che state facendo, io vi faccio i miei complimenti perché Grazie. è da 2 o 3 anni che da quando l'avete preso voi questa cosa, il Natale si sente di più. Anche questo perché, mi ma è la verità, rende è la verità e te lo veramente dico dal cuore, lo sai, ti conosco da una vita, ma non è una pennellata, è una verità, perché grazie a voi che avete creato questo bellissimo Chiusura del traffico, traffico, eventi. anche se il tuo negozio non ne beneficia, Però questo c'è anche da dire, noi c'è anche da dire che non pensiamo nonostante solo agli interessi bravissimo, personali, ma cerchiamo appunto della condivisione e dell'inclusione, quindi cercare di far rimanere la gente a Barletta. comunque Questo buon è il nostro lavoro, scopo. buon lavoro. Grazie. Non è successo niente tra noi e loro. Va bene, Adesso. perfetto. Vi voglio bene. Grazie. Ciao. Ah, però fa freddo.
Ecco ragazzi, l'abbiamo già fatto. Abbiamo già fatto agli altri tre amici. 3 scout. Con i biscotti fatti in casa che vi aspettano dal centro. Con €1 aiutate i ragazzi degli scout di Barletta. Barletta. Bravi ragazzi, ciao! Poi abbiamo il carrettino di Nico, Eccolo qui. il carrettino più famoso. Ma Franco dimmi, dove? Ciao Fra, ciao! Altra attività. Vogliamo tornare indietro perché Paolo! è chiusa. Vedete tante attività per chi è di fuori. Un gelato poi. Per chi è di fuori Barletta, vi aspettiamo tutti a Barletta, Fra. Ciao Vicky, ciao da Peppe, Vicky. Il cielo, sì, qualcuno ci stava dicendo, cielo grigio, abbastanza freddo. Che ci dicono? Che ci Forza dicono? Inter. Ah, Oh, la cartellata ha risposto la signora. e non ancora, la signora Silvana gentilmente può dirci dove abita? C'è tutto il Barletta per la signora, dai. Vabbè signora, non si preoccupi, allora Silvana, se non erro, scrivici in privato. Vogliamo assaggiare le tue cartellate col vincotto. No, col vincotto sì, dico bene, di fichi. Io abito in Viale Marconi. 3.000 cristiani ma perché i cartellate, dai cristiani. Ah, dai. Vediamo le altre attività, oggi in centro. Ha risposto. Piazza Caduti. La pista del ghiaccio, vogliamo chiudere la pista del ghiaccio? Che dite ragazzi? No. Dove si paga? Assai. Si paga 7 euro oggi. Oggi è festivo. Scusa. Andreula Pasquale dalla Germania. Sicuramente fa più freddo da te che qui, sicuramente. Pasquale, ciao, il 20 torna, ha detto. Il 20? Andiamo da Babbo Natale. Andiamo da Babbo Natale, dai, andiamoci a fare la... Vediamo chi è più Babbo Natale o Lello. Vieni. Intervistiamo Alberto. Carissimo. Qui siamo con Alberto. Buongiorno a Alberto tutti. di Magica Pura, sempre lei. Alberto è un uomo con la U maiuscola. No, originale. Abbiamo da fare. Certo, il nostro amico Antonio. Allora, Sempre come presente. le attività, Alberto? Bene, oggi guarda, Meno male che ci sei tu che no vabbè, è la verità. Troppo buono. È la verità. La inquadriamo anche nel frattempo. No, fai vedere. Qui siamo in piazza Caduti, giochi per i bambini. Ok. Allora Alberto, qualche iniziativa per Natale, c'è qualcosa di. E a parte questo Luna Park natalizio, siamo qui presenti tutti i giorni dalle 18 alle 21 e domenica 24 tutto il giorno come oggi. E poi un'altra iniziativa importante che stiamo sponsorizzando noi, diciamo, lo staff di animazione Magica Bula, è il campus di Natale. Il campus di Natale che parte il 27 dicembre e finisce il 7 gennaio, tutte le mattine dalle 8:30 alle 13. Teniamo i bambini al circolo tennis, a molto Barletta, attività sportive, giochi e divertimenti vari. È giusto che sia così. Bene. Almeno i Allora. bambini sanno dove devono andare. Durante le vacanze natalizie, dai. Buon Buona lavoro, giornata, Alberto. ciao. a tutti. Attenzione lì, attenzione. Che tu come sei abituato a cadere lì? Attenzione tu. Ma Franco Di Miccoli che sta facendo con quel cellulare? Ragazza, che la signora risponde per le cartellate. Oh, abbiamo Hulk, il grande Hulk. No, Luigi non c'è, Vicky.
Vedete? Vedete che bei giochi? La neve, la neve. Avete visto che bello? Qui siamo in Piazza Caduti. Soprattutto attività per bambini. Vedete, potete portare i vostri piccoli qua. Vedete che bello? Avete visto? Venite anche qui in Piazza Caduti e portate i vostri piccoli. Facciamo vedere ancora. Qui abbiamo il grande uomo verde. Avvicina, avvicina. Da Hulk, Barlet e a Vesta. Andiamo di qua, facciamo vedere anche di qua la chiusura. Ecco, nevica, in questo momento sta nevicando anche. Artificialmente. Artificialmente. Franco Di Niccoli, vieni qua! Possiamo proseguire? Franco! Franco! Eh sì, siamo nella novena del Natale. Ripetiamo, Lello, mi permetto di ripetere l'iniziativa, quello che seguiremo, la Santa Allegrezza nel centro storico. Che è molto importante. Chi la fa anche in periferia ci chiamasse. Se fate la Santa Allegrezza anche in periferia, in qualsiasi quartiere della città di Questa è Barletta, bella, questa è tutto bloccati, ci spostiamo. Ragazzi. Questa è da vedere, ragazzi. Barletta è anche questa. Molto bella, faremo la Santa Allegrezza, ripetiamo. Ciao Gerò. Se la volete fare anche, se c'è qualche associazione, qualche parrocchia, qualcuno che la fa in periferia, chiamateci che veniamo, ok? Vedete, di qua, in via Giuseppe De Nittis anche chiuso, via Renato Coletta chiuso al traffico, via d'Aragona, tutto il centro. Silvana, c'è scritto un messaggio, c'è registrato un messaggio, tra un po' lo sentiamo, Grazie. Franco? Silvana ci ha registrato un messaggio, dopo lo ascoltiamo. Sì, ha mandato, no, qui, in privato, dopo lo ascoltiamo e andiamo a assaggiare le sue cartellate. Silvana, hai visto che brava donna? Brava. Accendi il tuo e sentiamo. Beh ragazzi, possiamo Deve pensare a tutta la famiglia. Mica per pensare no. Possiamo, tra un po' facciamo la chiusura. Il signore oggi è un amico che è in ferie perché lui porta il pullman. Pure, a posto. Ormai lo conosciamo tutti. Tutti gratis. Comunque, Tutti gratis. comunque, stavo domandando agli amici. Vi manca il Torino? Tanto, tantissimo. È vero signore, vi manca il Torino? Tantissimo. È stata... Brunello, un po' di solidarietà per oggi. Vabbè, un po' di lasagna, signore, oggi fate la lasagna? No, oggi la lasagna. Ieri lasagna. Ciao. Ciao. Usi Vaciacatecco, ce lo fa. Franco, sì, da chiudendo. Franco è il tipico barlettano che la domenica non ci stanno i cozze, frutta secca. Per favore, venite, vieni qua. Ciao ragazzi, cozze, frutta secca. Oh, vedete, è una città in festa comunque, dai. Ma sì, è Natale, siamo tutti più buoni, però non solo a Natale, facciamo i buoni sempre. E vi abbiamo fatto vedere pure che noi siamo buoni. Guarda, amici.
Buongiorno. Buongiorno. Per il trenino siete pronti? Che sta arrivando. Aspettiamo Alla stazione. Ciao. Ciao. Abbiamo fatto vedere che noi siamo buoni, siamo andati dagli amici dello strade dello shopping. Niente. Vabbè dai, push sprit lì. Possiamo Salutiamo ragazzi, Chiudiamo. ragazzi che le cozze si raffreddano. Domenico, salutiamo Domenico. Faccio io. Beh, chiudiamola con i Babbi Natale, dai. Siete tutti buoni. Merry Christmas. Ciao. E buon evviso. Ciao ragazzi. Ci vediamo domani mattina, stessa ora, stesso posto. Chi vuole venire con noi a fare dritte, sette Nuquert, da Lorus. In diretta. Da Barletta Vesta, Peppe di Bari. Franco di Niccoli. Lellurus E Domenico. Grande Domenico. Ciao a tutti ragazzi, Ciao, ragazzi. buona domenica, Ciao. buona sana domenica. Buona domenica. Ciao.